La Regione Veneto rinnova il protocollo di intesa tra Assessorato regionale al lavoro, Consigliera regionale di parità e Ispettorato interregionale del lavoro per favorire l'accesso delle donne nel mondo lavorativo e tutelarle. Le novità di questo protocollo risiedono nella possibilità di avere interlocuzioni continue con la consigliera in base a quelli che sono gli elementi che vengono forniti alla consigliera oppure agli ispettorati, alle sedi degli ispettorati del lavoro. Molte sono infatti le informazioni che possono pervenire ai nostri uffici, perché non si parla solo di ispezioni, ma abbiamo uffici che erogano prestazioni all'utente, che possono essere le conciliazioni, possono essere la certificazione dei contratti e poi le dimissioni dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nel periodo protetto dei primi 3 anni di vita del bambino. E proprio da questo punto è interessante conoscere le ragioni, le motivazioni che spingono il lavoratore e la lavoratrice a dimettersi, e in questo senso c'è un rapporto annuale su quelle che sono le ragioni delle dimissioni, che viene poi elaborato dalla consigliera, che sarà pronto a breve. Essendo la consigliera regionale che coordina le consigliere provinciali, perché c'è da dire che ogni provincia ha comunque una consigliera, per i casi singoli la persona che si rivolge a me viene rinviata alla consigliera della sua provincia, mentre i casi collettivi sono proprio di mia competenza. L'esperienza maturata finora in Veneto dimostra che la presenza delle donne nel mondo del lavoro si può sostenere con interventi positivi, e i dati rilevati finora lo confermano, anche se i più recenti non sono ancora stati elaborati. I lavoratori e le lavoratrici per i quali sono stati riscontrati delle violazioni per le aziende sono 37 in tutta la regione Veneto, quindi abbastanza limitato come numero, e riguardano violazioni che possono essere la mancata fruizione di permessi per la cura dei bambini, i congedi parentali, oppure anche le indennità di maternità che non sono state erogate.